Resta quello che sarà il futuro, cioè come la vita sarà affrontata da me, dalla mia famiglia, dalle mie bambine dopo un'esperienza drammatica come quella che abbiamo dovuto subire. È quello che resta dopo i momenti drammatici della rapina che si è consumata venerdì sera intorno alle 23, quando una banda di persone incappucciate ha assaltato la villa dell'imprenditore ed ex senatore Alberto Filippi, minacciandolo e picchiandolo per poi razziare l'abitazione degli oggetti di valore. Un'ora vissuta nel terrore. Il momento dell'aggressione in garage, poi l'ora di attesa sapendo che mia moglie e le mie bambine erano sequestrate al piano superiore, e poi quando mi hanno portato al piano superiore le ho viste che stavano bene. Ecco, questi sono i tre momenti proprio dove potrei riassumere il dramma che si è vissuto. Io lo dico sempre, noi siamo i Filippi, dobbiamo reagire, nulla ci deve stendere. Nella vita io ho affrontato tanti momenti anche difficili e la storia dice che comunque li ho superati, supereremo anche questi. Continuano intanto senza sosta nel massimo riservo le indagini dei carabinieri di Vicenza dopo i sopralluoghi. Al vaglio le immagini del circuito di videosorveglianza e anche dei targa system della zona. Il sopralluogo ha dato un esito positivo insperato. Si stanno valutando e si stanno guardando tutti i movimenti che ci sono stati nella zona e anche prima, e quindi vediamo, abbiamo fiducia.